Sociologo, apertamente gay, Fortuyn attaccava l'Islam perché intendeva, a suo avviso, frenare l'individualismo. Era umanamente e politicamente queer e all'Islam fondamentalista opponeva non i sagrati e le prediche, ma le pochette, considerando il permissivismo il cuore della cultura occidentale. Scrisse un libro intitolato L'islamizzazione della nostra cultura e promise una guerra fredda contro l'islamismo. Quanto a contraddizioni, Wilders non è da meno, ex liberale, assistente del commissario europeo Fritz Bolkestein, a cui scriveva i discorsi durante il mandato di Romano Prodi. Filo israeliano, ha trascorso 6 mesi in un kibbutz e ha festeggiato il risultato alle urne con la bandiera bianca e blu di Israele, ma pronto a togliere gli aiuti all'Ucraina. Ha invocato la Realpolitik alla Duma, Parlamento russo. Il capo del politico della Bild, Julian Röpke, ha scritto su Wilders che un altro stato della NATO cade in mano alla Russia. Putin deve semplicemente sedersi e guardare, ha scritto Bild. Strizza l'occhio Wilders agli altri populismi europei e a differenza dell'ungherese Orban, dello spagnolo Abascal e di Meloni, Wilders è favorevole alle nozze gay, all'eutanasia, all'aborto. Un alleato di quei sovranisti italiani e spagnoli che da olandese non ha esitato a chiamare fannulloni i paesi indebitati e bisognosi di aiuti finanziari da parte dei frugali paesi del nord. L'Olanda, assieme all'Inghilterra, registra l'opinione pubblica più filo-ucraina in Europa, con buona pace del libertinismo di Wilders rispetto alla Russia. Sarebbe facile evocare l'apocalisse antifascista, scrive Giulio Meotti sul Foglio, ma non si capirebbe Wilders senza il grande shock culturale olandese, lo stesso che emerse in nuce già al tempo di Fortuyn, e non si capirebbe che le idee di Wilders sul multiculturalismo sono ormai sempre più mainstream in Olanda. Han ten Broeke, del partito del premier Mark Rutte, ha giustificato il bando olandese dei ministri turchi osservando che Erasmo da Rotterdam scelse l'Olanda perché era un paradiso per la libertà. Insomma, in Olanda le idee di Wilders sono largamente diffuse, per questo è arrivato lo schiaffo sovranista. Sul Dubbio, il quotidiano degli avvocati, faccio in tempo a segnalare l'apertura sugli allarmi inascoltati e i ricatti emotivi. Così muore una ragazza, Giulia, dalla chiamata senza risposta al 112 ai messaggi struggenti alle amiche, alla fine è rimasta sola. Mentre Maria Elena Boschi, per Italia Viva, propone un fondo per risarcire le vittime di errori giudiziari subito. Ogni anno ci sono moltissime vittime di errori giudiziari, dal 91 al 22 30.778 casi, 547 solo nel 2022. Nessuno può restituire serenità o salute, ma lo Stato deve almeno risarcire a livello economico per i danni da mala giustizia. Un fondo per risarcire le vittime e basta con i decreti legge emergenziali, dice l'esponente di Italia Viva. Sul quotidiano Italia Oggi compare a pagina 8 l'intervista molto bella di Antonino Danna a Mattia Feltri, che avevo citato prima. Il destino è nelle nostre mani, titola Italia Oggi, e lo dice Mattia Feltri, direttore dell'Huffington Post. Il giornalismo odierno mette i fatti al servizio delle proprie idee e non viceversa. Noi giornalisti siamo vissuti come attori della battaglia politica, non come narratori della vita pubblica. È sbagliato, è ovvio che si debba fare anche battaglia politica, ma spesso è troppo al servizio del consenso al leader di riferimento. Al Foglio con Giuliano Ferrara tanti anni fa scherzavamo, racconta Mattia Feltri, dicendo che i giornalisti, prima che le suole, come si diceva un tempo, dovrebbero consumare il cervello, cioè usarlo un po' di più. Andare più in profondità nelle cose non è facile. Noi italiani ci lamentiamo sempre, ma è la prima volta di una donna a capo del governo, che è una cosa positiva. Ce n'è un'altra a capo dell'opposizione. Mi sembra l'unica novità oggi. Per il resto, la solita confusione. Ci si candida alle elezioni proponendo un'idea di mondo, cosa che la politica non fa. Il vero disastro dei 5 Stelle non fu il vaffanculo, ma dire diteci voi quel che dobbiamo fare. No, dimmi tu che cosa hai in testa e ti dirò se mi piace. Così Mattia Feltri, intervistato dal nostro Antonino Danna. Sempre su Italia Oggi poi c'è la questione dei valichi transfrontalieri chiusi. Siamo chiusi in casa senza valichi, scrive Carlo Valentini. Parte da Courmayeur il grido d'allarme delle imprese.
fermo l'export a causa dei lavori, raddoppiare il traforo del Bianco e nuove autostrade, chiedono gli industriali. I trafori sono interessi strategici, purtroppo sono molti anni che registriamo un irritante fastidio da parte del ceto politico a tutti i livelli, anche europeo, a confrontarsi su questo, ma non possiamo rimanere inermi a perdere business, PIL e posti di lavoro, dicono gli industriali italiani. Da Berlino, abbiamo parlato prima del governo tedesco, come sempre è imperdibile la corrispondenza su Italia Oggi a pagina 12 di Roberto Giardina. Il governo tedesco è impicchiata. All'opposizione la CDU-CSU Popolari è salita al primo posto con il 30%. Da gennaio l'IVA sui ristoranti dal 7% tornerà al 19%, aumentano le tasse. Mercoledì ha incontrato a Berlino un Olaf Scholz abbacchiato, benché in apparenza sorridente. In Italia, se nei sondaggi Frau Giorgia scende dello 0, già si parla del suo partito in difficoltà, basta mezzo punto. Che dire di Scholz? Se fosse il manager di un'impresa privata, il cancelliere sarebbe già stato licenziato in tronco, scrive Focus. Traduzione non fedele, ma è quel che intende il settimanale di Monaco. Dalle elezioni del settembre 21, la SPD di Scholz ha perso una decina di punti nei sondaggi, scendendo al 16%, secondo altri sondaggi addirittura al 14%. Il governo tedesco è in grossa crisi. Vi segnalo anche su Italia Oggi il bell'articolo di Domenico Cacopardo dedicato alla CGIL, un sindacato peronista. Il salario minimo cancella il suo specifico ruolo, non ottiene i soldi dalle imprese attraverso la contrattazione, ma li pretende dallo Stato. Il salario minimo comporta la scomparsa delle aziende marginali e del lavoro poco pagato, con la ampia trasformazione dei rapporti in lavoro nero che si era riusciti a rendere bianchi, cioè con la contribuzione previdenziale. Questa battaglia sul salario minimo, sottolinea Cacopardo, è una decisione irresponsabile. Attraverso il salario minimo Landini svuota di contenuti reali il suo sindacato, trasformandolo in un'organizzazione paraperonista interessata a raccogliere disponibilità pubbliche per risolvere ogni problema. Su Italia Oggi, già che ci siamo, vi segnalo anche il pezzo di Gianni Macheda, pagina 2 dei commenti, sui famigerati test per accedere a medicina o a veterinaria. Gli studenti si preparano a questi anziché alla maturità. Chi ha architettato il sistema dei test per medicina e veterinaria? Ha mai avuto a che fare con dei ragazzi? Me lo chiedo, scrive Macheda, ogni volta che qualcuno mi parla delle difficoltà che i figli stanno affrontando per accedere. Va detto intanto che stiamo parlando del TOLC, acronimo di test online CISIA, una prova individuale su piattaforma informatica composta da quesiti selezionati automaticamente e casualmente dal database CISIA, consorzio interuniversitario che gestisce tutto questo ambaradan. Il pezzo è molto efficace circa l'irrazionalità di questi famigerati test per accedere a medicina veterinaria, ma c'è da segnalare anche su Repubblica, siamo a pagina 25, l'articolo di Pierluigi Pisa sull'intelligenza artificiale, sull'azzardo di Altman, il Chief Executive Officer Sam Altman di OpenAI, che se n'è andato e poi è stato ripreso. E OpenAI ha un progetto, il progetto Q asterisco per la mente sovraumana. Il licenziamento poi rientrato dell'amministratore delegato è stato forse causato dai timori nel consiglio di amministrazione per una forma di intelligenza artificiale, questa Q con l'asterisco, pericolosa per l'uomo. Pericolosa perché si scopre solo leggendo l'articolo. Questa forma di questo progetto, anzi, dell'azienda, chiamato Q-Star, si legge così, Q con l'asterisco, riguarderebbe un tipo di intelligenza artificiale molto vicina all'intelligenza artificiale, quella appunto che conosciamo come sigla in AGI. Che cosa significa? Così viene chiamata l'intelligenza artificiale generale, che un giorno si pensa potrà replicare e sorpassare le capacità umane. OpenAI è diventata famosa nel mondo per ChatGPT e per il software per creare immagini, DALL-E, come farebbe un essere umano. Ma la sua missione è quella di raggiungere la AG, cioè l'intelligenza artificiale generale, quella che appunto
replicherebbe le capacità umane. Fatevi una lettura, date uno scorsa, più che una scorsa, una lettura approfondita a questo articolo di Repubblica, che riprenderemo perché adesso non abbiamo il tempo, messa così è tutta, diciamo così, raffazzonata l'esposizione, però l'articolo è molto interessante, a pagina 25, Pierluigi